Oggi vi ho portato una sorpresa grandissima. È con noi una delle voci più grandi di Napoli, una voce internazionale, conosciuta in tutto il mondo, ha vinto tanti festival di Napoli. Signore e signori, è con noi la grande Myrna Doris! Cara amica! Ciao Myrna, è un piacere e un onore per noi averti qui. Cara Myrna, grazie a te. Tu lo sai, tesoro, tu lo sai che insomma i napoletani sono molto passionali ed esprimono il loro affetto in maniera esplicita, ma tu sai quanto sei amata, ti rendi conto di quanto sei amata dal pubblico napoletano soprattutto? Amata dal pubblico napoletano da 56 anni. Ho cominciato a Castrocaro nel 62 e sono ancora qui. Però penso che uno di questi giorni, visto che mi sono fatta vecchia, mi ritiro. Ma non ti si fatta vecchia, no, per niente. Prima che me ne vada, grazie. No, voglio dire, io non sento il microfono. No, perché non senti perché parla questo. Con questo canto. Sì, con questo canto. Voglio dire una cosa su Napoli anch'io perché l'ho amata fin da bambina, la amo un po' meno negli ultimi anni, tant'è vero che la mia richiesta, non so, alla Befana è sempre ogni anno, che cosa vuoi tu dalla Befana? Io dico Napoli. Pensate, Napoli è una città con un'energia, ciao Alessandro, straordinaria, meravigliosa, una creatività e poi ci ha lasciato queste meravigliose poesie delle quali ci serviamo forse per sopravvivere e tutti quanti quelli che sono intorno a noi se ne servono lo stesso, il pubblico insieme a Rita quando cantava le canzoni napoletane. Ma voi siete napoletani? No, perché no, cantavano ragazzi, con Rita e conoscevano le parole di questa canzone. E adesso ci vuoi deliziare con un omaggio a Domenico Modugno, una delle sue più belle canzoni, Tu sei una cosa grande. Tu dovevi cantare e hai passato a me. Ma no tesoro, perché tu sei una cosa grande, no io. Myrna Doris! Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così guardando a te. Riasate una cosa da te. Perché quando io ti guardo così, sì pure tu ti senti morire, non mi dici no e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, sicuro tu stai tremando.
Grazie. Beh, probabilmente questa canzone verrà trasmessa in radio anche da Stefano Sarcinelli, Sai de perché purp, in radio Sai de so purp. di che purp